È di ieri la brillante operazione denominata la Carica delle 104, coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento ed eseguita dagli uomini della Digos, che ha messo in luce come in diversi centri dell'Agrigentino, grazie al connubio tra medici compiacenti, funzionari di pubblici uffici e procacciatori d'affari, fosse facile ottenere la certificazione attestante la legge 104. Oggi l'assessorato regionale alla sanità annuncia una guerra contro le false esenzioni del ticket. In Sicilia le persone che per diverse ragioni sono esonerate dal pagamento di farmaci e visite mediche specialistiche sono circa 1.700.000. Secondo i controlli incrociati della SOGEI, gli evasori, o meglio coloro che avrebbero dichiarato il falso per ottenere l'esenzione del ticket sull'isola nel 2012, sono stati circa 177.000. Persone che avrebbero arrecato un danno alla sanità di circa 17 milioni e mezzo di euro. Per recuperare questi soldi la Regione ha dato mandato alle ASP di incrementare i controlli nel rilascio delle esenzioni.